Buonasera a tutti, io sono Marco Zullo, vi ringrazio a nome dell'associazione PordenoneGrill.it, ringrazio anche tutte le persone che purtroppo sono rimaste fuori, ma per motivi di sicurezza proprio non si può farle accedere. C'era stato un fraintendimento all'inizio per cui sembrava che non si potesse entrare più di 400 perché qualcuno temeva danni per lo spettacolo che io farò pro memoria il 12 dicembre. In realtà era un fraintendimento, un equivoco. Se dovessi scegliere fra un incontro con il pubblico e uno spettacolo a pagamento, personalmente sceglierei un incontro con il pubblico, e quindi appena abbiamo saputo di questo fraintendimento abbiamo fatto aprire tutto ciò che era possibile, in modo da far entrare non tutti purtroppo, ma almeno le persone, anche perché quello di stasera non è uno spettacolo, naturalmente è un incontro, chiamatelo come volete, una chiacchierata, un dialogo, anche perché poi spero che ci saranno, no, domande e ci sarà la possibilità di fare un po' di botta e risposta. Dato che non c'è un tema, no? Non mi pare almeno che ci sia un tema, si faccia una domanda e si dia una risposta, e vorrei sapere se a qualcuno interessa che io parli di qualcosa in particolare, visto che insomma un po' chiacchiero e poi facciamo un po' di dialogo, quindi se qualcuno di voi vuole che io parli di qualcosa in particolare, se è qualcosa che io conosco ne parlerò volentieri. Quindi papi, nel senso dei pontefici degli ultimi anni. Papi, va bene, Papi, poi Papi e Berlusconi è la stessa persona, siete monotoni, non ne avete... La signora dice la vergogna? Le indagini sulle stragi, sì, certo. Giovanardi. Ah, la legge Fini Giovanardi. Ok, ho preso appunti, spero che venga fuori un discorso minimamente coerente, visto che dovremo toccare vari argomenti. L'unica cosa di cui mi dispiace, ma non penso che sia il caso di parlare, sono i funerali di Stato per Mike Bongiorno, nel senso che la si può pensare come si vuole, ma insomma volevano farli per Craxi, almeno questo era incensurato, quindi... Parliamo dei vivi che sono più pericolosi. Ma intanto parto da questo accenno al premio in Germania. Naturalmente non sta a me stabilire se hanno fatto bene o hanno fatto male a darmelo. A me quello che ha colpito è che l'abbiano dato a un italiano. E mi spiego, questo premio per la libertà di stampa era stato istituito per andare a scovare casi di giornalisti coraggiosi in paesi dove fare il mestiere di giornalista è un lavoro non solo usurante ma anche piuttosto rischioso, e infatti nelle precedenti edizioni era stato premiato un giornalista serbo della Serbia di Milosevic e una giornalista russa della Russia di Putin, dove capita spesso che i giornalisti saltino in aria con una certa frequenza. Credo siano più di 100 i casi analoghi a quello di Anna Politkovskaya. Dopo la russa e il serbo sono arrivato io, e questo significa non che io sia particolarmente bravo o coraggioso, ma significa che l'Italia è entrata nel club dei paesi dove, almeno secondo i giornalisti tedeschi, è considerato una mission impossible o quasi quella di fare i giornalisti. Questa è la cosa che mi ha abbastanza sgomentato nel momento in cui mi davano questo premio, che naturalmente, come tutti i premi, mi ha fatto piacere.
Alla fine, dopo la cerimonia, che comunque è stata molto sobria, molto tedesca, il presidente della Federazione dei giornalisti tedeschi, mentre mi salutava, mi ha detto: guarda, lasciami la tua email così ti mandiamo la rassegna stampa degli articoli che usciranno qui in Germania su questo premio. Allo stesso modo ti lascio la mia, mi ha detto, così tu mi mandi gli articoli che usciranno in Italia sull'assegnazione di questo premio. Allora c'era lì nell'ufficio una fotocopiatrice, dalla stampante ho preso dalla risma di carta ho preso un foglio bianco, gliel'ho dato e ho detto: ecco, posso anticiparti la rassegna stampa completa degli articoli che usciranno su questo premio. Non ne ha parlato praticamente nessuno, d'altra parte se ne avessero parlato non ci sarebbe stato alcun motivo per premiare un giornalista italiano, quindi mi sembra assolutamente coerente il fatto che non ne abbiano parlato. Fine del capitolo premio in Germania. Direi che diciamo, tra le richieste più sentite mi sembra che ci sono Papi e ci sono le indagini mafia, stragi dell'Utri, e poi un accenno alle censure, alla Gabanelli, e forse non si è saputo perché questa è una censura proprio ben fatta, cioè c'è una censura sulla censura a Santoro, che rischia vivamente di non partire con anno zero il 24 settembre. È una censura talmente ben fatta che nessuno sa di questa censura. Quelli che guardano i telegiornali o leggono i giornali. Stamattina Repubblica ha fatto una pagina intera con l'elenco dei censurati, ci hanno messo pure Bertolino, la Littizzetto, si sono dimenticati di anno zero. Mentre invece chi frequenta la rete ha visto 2 giorni fa l'appello che Santoro ha mandato dicendo: questi sono gli spot per far sapere alla gente che parte il programma il 24, ma la RAI non li trasmette e quindi fateli girare. Pare che siano i filmati più visti su YouTube in questi 2 giorni, pare che stiamo a centinaia di migliaia di persone che li hanno già visti. Qualche ingenuo potrebbe domandare, dice: ma allora se questi spot piacciono così tanto alla gente perché la RAI non li mette in onda? Apposta perché piacciono parecchio alla gente. Se non piacessero li manderebbe in onda, visto che piacciono li manda in onda. Negli spot si vede Vauro dire delle cose e poi si vede il sottoscritto leggere una frase che sembra detta da Papi e invece è stata detta da Mussolini. E quindi sono spot che piacciono molto alla gente ma che la RAI non vuole trasmettere, forse perché se trasmettesse gli spot poi dovrebbe trasmettere anche la trasmissione, e invece non trasmettendo gli spot nessuno sa che dovrebbe ripartire la trasmissione e quindi a nessuno mancherà la trasmissione quando vedranno eventualmente, speriamo di no, che non riparte. E poi c'erano alcune domande sulla legge Fini-Giovanardi a proposito delle droghe e sui respingimenti, quindi sugli effetti del cosiddetto pacchetto sicurezza. Cerco di mettere insieme queste cose.